Supplenti nelle classi della Marca sfiorata quota 40%. Treviso si colloca così ai vertici della poco gratificante classifica di insegnanti precari, con oltre 3.600 docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato, una situazione che crea non pochi problemi nelle scuole. Io faccio l'esempio perché è stato abbastanza eclatante. Quando ad agosto sono stati dati i nomini ruolo per una materia importante come matematica e scienze nel primo grado, c'erano 500 posti da assegnare, ma nelle graduatorie ce n'erano solamente, tra due corsi diversi, solamente 139. Il che significa che i restanti 360 posti sono stati assegnati ricorrendo ai precari, con una corsa a trovare gli insegnanti nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto che non si è ancora conclusa. Un problema grave soprattutto per la scuola primaria e gli insegnanti di sostegno. L'anno prossimo la situazione dovrebbe migliorare perché, notizia di queste ore, il Ministero ha deciso di bandire un concorso per le scuole secondarie che consentirà l'immissione in ruolo di 24.000 precari. E quindi consentire sia ai docenti laureati e soprattutto a quelli che creano un precariato, vale a dire coloro che hanno 3 anni di servizio nella statale, di poter effettivamente fare il concorso. Significa avere dei nuovi, riempire i ranghi delle graduatorie per consentire le nomine in ruolo nel 2020.